Eccoci, buon pomeriggio, benvenuti a questo seminario organizzato da Vega Formazione, Vega Engineering e da AIESIL. Seminario che questa volta parlerà di certificazione della parità di genere. Un argomento che è molto, diciamo, in questo momento discusso e di grande interesse anche per le aziende. Moltissime aziende infatti hanno intrapreso un percorso, o alcune si sono anche già certificate relativamente appunto alla parità di genere. E oggi andremo a cercare di capire innanzitutto come ci si fa a certificare, quali sono i criteri da seguire, da come dire, raggiungere per ottenere la certificazione, e andremo anche a vedere quelli che sono i vantaggi per le aziende. Ci sono anche dei vantaggi di contributi in realtà che sono stati previsti per le aziende certificate. Bisogna pensare infatti che la certificazione della parità di genere è, diciamo, o meglio, la identificazione di un sistema per la certificazione della parità di genere è un elemento che fa parte del PNRR. Non vi sto naturalmente a spiegare di cosa stiamo parlando, se ne conosciamo tutti il piano nazionale che stiamo cercando e speriamo anche di riuscire effettivamente ed efficacemente ad attuare per riuscire, diciamo, a spendere i soldi che ci vengono in parte prestati, in parte forniti dall'Europa. E oggi parleremo di questo argomento con la dottoressa Laura Vannucci, che si occupa naturalmente della tematica, ma anche si occupa della certificazione, e quindi ci spiegherà appunto e ci illustrerà, immagino, con anche un certo dettaglio, avendo a disposizione, essendo l'unico relatore questa volta del seminario e quindi avendo a disposizione quasi un'ora, penso che riuscirà a entrare abbastanza nel dettaglio per spiegarci un po' anche questi aspetti un po' specifici relativi appunto alla certificazione. Andremo, come vi dicevo, a capire che cos'è la certificazione, quali sono i criteri che vengono applicati. Vi anticipo già che sono dei criteri che sono stabiliti da una prassi di riferimento dell'UNI, la 125, che è stata pubblicata nel 2022. Poi magari diremo anche qualche parola su che cos'è una prassi di riferimento, perché in effetti non è a tutti gli effetti una norma tecnica. E poi anche andremo a vedere appunto come si ottiene la certificazione, quindi qual è l'iter di certificazione, quali sono i vantaggi per le imprese, anche intesi come incentivazioni e contributi. Vi accennavo che questo seminario, come gli altri seminari che noi stiamo organizzando più o meno con cadenza mensile, è organizzato con la partecipazione, col patrocinio di AIESIL, l'associazione delle imprese esperte in sicurezza sul lavoro e ambiente. Purtroppo oggi non c'è il dottor Malvestuto, il presidente dell'associazione, per un problema personale. Mi ha chiesto di fare, diciamo, di portarvi i suoi saluti e naturalmente noi come sempre ringraziamo l'associazione con cui ormai da anni collaboriamo in questa attività di divulgazione. Prima di entrare nel merito, come di consueto, appunto vista poi la cadenza mensile di questi seminari, vi aggiorno sulla situazione degli infortuni sul lavoro. Come sapete, la tematica della sicurezza è per noi sempre tra le principali e come sapete abbiamo un osservatorio che si occupa di elaborare dati statistici sugli infortuni del lavoro. Osservatorio i cui report sono consultabili sul sito di Vega Engineering, nel link appunto che vedete in questa diapositiva. E qui vedete i dati aggiornati a marzo, perché i dati di aprile usciranno verosimilmente alla fine di questo mese, il 31, e quello che possiamo dire è che rispetto all'anno scorso, in questi che sono dati che poi dovranno essere consolidati, perché sono dati immediatamente disponibili, quindi non hanno ancora fatto un percorso con in qualche modo di
convalida, diciamo, completa da parte di INAIL. Per quanto riguarda comunque l'andamento che possiamo vedere da questi dati e dal confronto naturalmente con l'anno precedente nello stesso periodo, quindi gennaio-marzo, il primo trimestre, si vede un aumento degli infortuni mortali del 7% circa, una riduzione degli infortuni in itinere di quasi il 6% e comunque un aumento complessivo di circa 4 punti percentuali, 3,7 per l'esattezza. Quindi diciamo che più o meno la situazione è stabile rispetto all'anno scorso e purtroppo, come sappiamo, questo è un dato che in qualche modo da anni continuiamo a vedere per quanto riguarda gli infortuni mortali, cioè una stabilità, numeri più o meno sempre costanti nel tempo. Il nostro osservatorio, tra l'altro, poi elabora questa mappatura degli infortuni, in particolare delle incidenze infortunistiche e degli infortuni mortali in questo caso. Ricordo che l'incidenza è sostanzialmente il rapporto tra il numero di infortuni, in questo caso appunto mortali, e la popolazione lavorativa, e quindi il dato che vedete rappresenta il numero di infortuni ogni milione di occupati. Questo indice ci consente di confrontare il fenomeno infortunistico, in particolare in questo caso degli infortuni mortali, nelle varie regioni, e poi abbiamo deciso di utilizzare questa colorazione, credo abbastanza intuitiva, che va dal rosso al bianco, passando per l'arancione e il giallo, che indica sostanzialmente le aree a maggior rischio, quelle rosse, rispetto a quelle a minor rischio, quelle bianche, passando per quelle intermedie. Diciamo che le aree che voi vedete colorate di rosso o di arancione sono quelle che hanno un'incidenza infortunistica superiore alla media nazionale, mentre quelle colorate di giallo e di bianco hanno un'incidenza infortunistica inferiore alla media nazionale. Visto che parliamo di parità di genere, ho appunto portato due dati che in qualche modo confrontano, se volete, ma più semplicemente ci danno quello che è il fenomeno infortunistico distinto tra uomini e donne. Questi in particolare che vedete sono gli infortuni mortali, sempre avvenuti nel periodo gennaio-marzo di quest'anno, e come vedete c'è una prevalenza di infortuni mortali sugli uomini rispetto alle donne. Diciamo che approssimativamente ci sono 10 uomini ogni donna che subisce un infortunio mortale. Questo probabilmente, verosimilmente, è legato al tipo di attività che vengono svolte. Ancora oggi probabilmente le attività a maggior rischio sono svolte da uomini. Tra l'altro, di nuovo, il dato in realtà andrebbe letto in termini di incidenza, ma infatti vi ho riportato, come vedete, anche l'incidenza, e comunque insomma il rapporto, come vedete, è più o meno confermato. 10 uomini ogni milione di lavoratori subiscono un infortunio, una donna, 5 ogni milione di lavoratrici subisce un infortunio mortale. Per quanto riguarda invece gli infortuni in generale, quindi non solo quelli mortali, come vedete la differenza si riduce e quindi si ha, diciamo, un indice infortunistico nei maschi di 6.122, quindi 6.122 uomini subiscono un infortunio ogni milione di uomini occupati, mentre per quanto riguarda le donne sono 4.408 ogni milione di lavoratrici occupate. Quindi di nuovo una prevalenza di infortuni sugli uomini rispetto alle donne, però in questo caso, come vedete, la differenza è molto minore rispetto al caso degli infortuni mortali. Quindi, fatta questa panoramica, vado a concludere dandovi qualche notizia di servizio, diciamo. Il convegno, il seminario che stiamo seguendo, sarà disponibile gratuitamente in modalità e-learning nel nostro sito Vega Formazione. Questo vale per questo seminario, ma anche per tutti gli altri che abbiamo fatto in precedenza, quindi per chi non li avesse potuti seguire e fosse interessato, naturalmente può, accedendo al nostro sito, vederlo, diciamo, in differita attraverso la nostra piattaforma e-learning, naturalmente in modo gratuito. E altra informazione, ai partecipanti
quindi a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento, di questo seminario, riceverete un coupon sconto del 20% su tutti i corsi che Vega Formazione organizza sulla tematica della sostenibilità e della responsabilità sociale. Quindi avete anche l'opportunità di seguire questi corsi con questa scontistica riservata. Finisco davvero con l'ultima notizia, sempre di servizio e, se volete, anche di lancio dei prossimi seminari che faremo a giugno. Tra l'altro a brevissimo, perché l'8 di giugno ci sarà la prima edizione del seminario in cui andremo a approfondire tutte le modifiche che sono state apportate al decreto 81 con il decreto legge che è entrato in vigore qui agli inizi di maggio. Come sapete, i decreti legge sono sostanzialmente delle norme che entrano immediatamente in vigore, quindi possiamo dire che da un giorno all'altro, all'inizio di maggio, ci sono state delle modifiche ad alcuni articoli del decreto 81, poi naturalmente il decreto legge dovrà essere convertito in legge e quindi tra un po', tra qualche mese, dovremmo avere come dire, queste modifiche definitive, introdotte nel decreto 81. Ma nel frattempo, prima l'8 di giugno con una prima edizione di questo seminario, poi un'altra edizione l'abbiamo già fissata il 22, perché la prima in realtà è già sold out, come si dice ormai in italiano, insomma, che il termine sia inglese, e si sono riempiti tutti i posti quasi immediatamente, quindi ci sono ancora dei posti liberi nella edizione del 22 giugno, e quindi 2 edizioni su questo argomento che evidentemente poi è di grande interesse per tutti coloro che si occupano di sicurezza. Cercheremo anche di capire meglio quei dubbi interpretativi che alcuni hanno su alcune di queste norme modificate. Mi taccio veramente questa volta e passo la parola alla dottoressa Vannucci, che quindi avrà il tempo quasi di un'ora a disposizione per spiegarci per filo e per segno che cos'è questa certificazione della parità di genere e come si fa a ottenerla. Prego, dottoressa. Non la sentiamo. Adesso mi sentite? Adesso sì. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Condivido le mie slide e affrontiamo questo tema della PDR 125 per capire un po' questa novità che sta avendo un successo, devo dire, enorme. Quindi, nonostante il tema della non discriminazione, quindi non soltanto di genere, sia un tema già toccato da molti aspetti relativi, per esempio, a standard come SA8000, quindi a schemi relativi al tema diversity inclusion. Diciamo che ha sorpreso un po' tutti il fatto che un tema così verticale all'interno della sostenibilità e della responsabilità sociale come quello della parità di genere, quindi così specifico, abbia riscosso questo interesse enorme. Quindi cerchiamo di capire perché, com'è strutturata, che cos'è questa PDR, sta per prassi di riferimento appunto, che è una linea guida, non è un vero e proprio standard, per quanto sia comunque certificabile. Perché? Intanto una premessa fondamentale sul perché nasce una linea guida di questo tipo e perché se ne parli così tanto, sta nel fatto che ad oggi nessun paese al mondo ha raggiunto la parità di genere. Stiamo parlando di un gap che è stato colmato a livello mondiale per circa il 68%. Si stimano, devo dire non con molto ottimismo, circa 130 anni per raggiungere la parità di genere in paesi. Quindi le previsioni non sono ottimistiche. Noi sappiamo che anche all'interno dei 17 obiettivi dell'ONU, l'obiettivo numero 5 è legato alla gender equality, quindi, e ce lo siamo dati come obiettivo in Europa per il 2030. Diciamo che sarà difficile da raggiungere soprattutto perché, come vedremo, e questa è un po' anche la caratteristica della PDR 125, si tratta di innescare e accelerare una crescita di tipo culturale.
e le crescite culturali hanno sempre dei processi piuttosto lenti, quindi possiamo mettere in atto dei meccanismi per velocizzare questi aspetti, ma dobbiamo anche essere realistici da questo punto di vista. Quindi l'Italia si posiziona 63esima su 146 paesi analizzati, dopo l'Uganda e lo Zambia, e in Europa si posiziona 25esima su 35 paesi. Perché questa è la situazione? Sicuramente ci sono delle analisi di tipo culturale da fare, ma anche delle analisi legate ai servizi, per esempio. Sappiamo che in Francia i dati sono migliori dei nostri, ma ci sono anche una serie di servizi che rendono più agevole l'inserimento e soprattutto il mantenimento delle donne nel mondo del lavoro, con agevolazioni sulla gestione, per esempio, delle questioni degli aspetti familiari, non solo di figli. Quindi questi temi sicuramente sono influenzati, già questo lo capiamo, da una serie di fattori. Vediamo che anche le responsabilità familiari, quindi l'aspetto di cura in generale, sul quale torneremo, e non solo l'aspetto della genitorialità, pesano in Italia circa per l'80% sulle donne. Quindi è fondamentale capire il contesto in cui nasce questo strumento, quali sono le motivazioni, proprio per capire come calarlo poi nelle specifiche realtà. Un altro elemento fondamentale che non possiamo sottovalutare è quello dell'ambiente, del mercato del lavoro. Sicuramente tra le motivazioni che spingono le aziende in questo momento verso questo tipo di certificazione troviamo la riduzione dei costi, cioè una riduzione dell'1% per le aziende in Italia che ottengono la certificazione in base alla PDR 125. E questo è sicuramente un incentivo. Un altro elemento assolutamente importante che sta esercitando una spinta rilevante sulle aziende è il fatto che comincia a essere inserita questa certificazione nelle gare d'appalto, quindi dà dei punteggi e anche abbastanza elevati in alcune gare d'appalto, quindi comincia a essere interessante. Ma c'è un altro elemento che a mio avviso non va sottovalutato, che è l'aspetto legato al mercato del lavoro. Siamo in un contesto veramente particolare da questo punto di vista. In generale le aziende un po' in tutti i settori registrano un elevato turnover, delle difficoltà a trattenere i giovani nel posto di lavoro, una carenza di personale. Aziende in tutti i settori, in tutte le zone d'Italia, manifestano queste criticità sulla gestione del personale, oltre ovviamente a un aspetto di calo demografico. Un altro elemento che dobbiamo analizzare in questo contesto è il fatto che soprattutto nelle giovani generazioni ci sia una valutazione altissima dell'aspetto work-life balance, quindi il fatto che i giovani guardino moltissimo gli aspetti di bilanciamento vita-lavoro e non solo l'aspetto retributivo posto di lavoro è un altro elemento importante. Quindi questo cosa ci dice? Che un aspetto assolutamente valutato oggi è il fatto di lavorare in un ambiente inclusivo, per esempio, e il fatto di tenere in considerazione le esigenze personali legate alla genitorialità, alla cura o altri aspetti della vita personale. Questi elementi oggi vengono molto valutati nella scelta di un posto di lavoro o nel rimanere sul lavoro. E infine il fatto che lo stato occupazionale delle donne in Italia oggi si attesta intorno al 50-51% contro un 70-75% dell'occupazione maschile. Questo cosa significa? Che se mancano persone, mancano anche competenze qualificate e i dati ci dicono anche che le donne stanno studiando di più in molti settori, se vogliamo convincere quella donna su due che non sta lavorando a entrare o a rimanere nel mondo del lavoro, dobbiamo creare una cultura anche aziendale diversa, quindi dobbiamo darle delle garanzie in più. Quindi questo aspetto del mercato del lavoro e di rendere gli ambienti più inclusivi è un elemento importante quando analizziamo il contesto di questa prassi, perché ci fa capire la logica di crescita culturale.
Quindi il sostegno all'occupazione femminile non è solo una questione etico-morale, ma è legata anche allo sviluppo economico e allo sviluppo di un paese. Gli analisti hanno visto una relazione tra le aziende con un miglior bilanciamento anche di genere in questi anni e le loro performance, e si è visto che le aziende con un bilanciamento migliore, sia di genere ma anche in generale sull'inclusione, hanno performato meglio, anche dal punto di vista economico. Quindi l'aspetto comincia a essere interessante, il fatto di attirare un capitale umano competente e con delle caratteristiche interessanti nel mondo del lavoro. Quindi l'aspetto parità di genere non è soltanto, ripeto, una questione etico-morale, ma ci fa vedere anche cosa significhi creare un ambiente di lavoro inclusivo in cui vengano valorizzate le varie esperienze e le diversità. Un'analisi veloce del contesto. Avendo a che fare con i sistemi, sappiamo che il fatto di definire un contesto normativo è un elemento importante. Ecco, una cosa che va fatta sicuramente anche nell'implementazione di un sistema secondo la PDR 125. Non potevano omettere la Costituzione italiana, che all'articolo 37 già da tempo indica che donna lavoratrice dovrebbe avere la stessa retribuzione dell'uomo lavoratore a parità di mansioni, diciamo, a parità di attività. Poi vedremo nel dettaglio questo aspetto del gender gap retributivo, è un aspetto ovviamente toccato dalla PDR 125, e vedremo nel dettaglio che cosa significa e anche che cosa andare a misurare per valutare questo gap retributivo, che innegabilmente c'è e si attesta per alcune categorie di lavoratori, soprattutto nella fascia manageriale, anche fino a un 20%. Poi troviamo il decreto 198, il codice delle pari opportunità, la legge 162 del 2021, con la quale appunto si prevede che le aziende che ottengano una certificazione in base alla PDR 125 abbiano una riduzione contributiva pari all'1% per un massimo di 50.000 euro. Quindi comunque per le aziende, soprattutto di grosse dimensioni, ma in generale, l'aspetto della riduzione contributiva è sicuramente un aspetto interessante. La domanda andava fatta entro i primi mesi dell'anno, ma già si parla di una previsione di questo elemento anche per l'anno in corso, quindi comunque potrebbe essere interessante. Devo dire, legandomi all'accenno che faceva prima l'ingegner Maritan, ci sono anche regioni come la Lombardia dove sono previsti dei veri e propri incentivi anche dal punto di vista finanziario, quindi di sostegno nell'aspetto dei costi della certificazione. Quindi questi gli aspetti legati alla parte un po' normativa, ovviamente il riferimento alla PDR 125, e nel contesto citiamo anche la ISO 30415 che riguarda il tema più ampio diversity inclusion, quindi non solo l'aspetto di parità di genere, ma analizza tutti gli aspetti delle diversità e i criteri, le azioni per l'inclusione. Le diversità quindi legate non solo al genere, ma all'etnia, alla religione, all'età, per esempio. Quindi in paesi come l'Inghilterra già si ricorre spesso al cosiddetto curriculum cieco, quindi mandato senza indicazione del genere e senza indicazione dell'età. Iniziamo a analizzare un po' la PDR 125. Come detto, è una linea guida e ha come tema quello di rendere certificabile e misurabile un sistema sulla parità di genere, impostando un miglioramento continuo, progressivo. Una caratteristica fondamentale di questo standard è quello di essere incentrata su un meccanismo di crescita culturale. Quindi lo scopo è quello, e lo vedremo poi anche da come è strutturata, di innescare una crescita culturale, un miglioramento da questo punto di vista. E come vi ho detto, la crescita culturale è generalmente più lenta, e come vedremo anche nelle stesse misurazioni dei KPI, molti KPI sono legati proprio a questa crescita culturale.
Quindi questa è una caratteristica fondamentale. C'è da dire che è una prassi strutturata anche in modo piuttosto semplice, molto fruibile. Una grossa parte è legata, come vedremo, a dei KPI, degli indicatori, e una parte ovviamente di sistema, quindi che prevede una serie di attività tipiche di un sistema di gestione. Ma è piuttosto semplice e soprattutto è molto dettagliata, quindi spiega esattamente tutto quello che bisogna fare per raggiungere la certificazione. È applicabile a tutti i tipi di aziende, di tutte le dimensioni, come vedremo, sono escluse solo le partite IVA che non hanno dipendenti, naturalmente. Quindi la caratteristica veramente particolare di questo standard, vedremo che introduce degli elementi di novità, è il fatto di essere incentrata su degli indicatori che sono divisi in 6 aree. Queste aree sono cultura e strategia, governance, processi delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità retributiva per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Queste aree hanno un peso diverso, un peso per che cosa? Sono legate a dei KPI, a degli indicatori. Ogni area, vedremo, poi li analizziamo più nel dettaglio, ogni area è legata a degli indicatori. La maggior parte di questi indicatori, vedrete, sono qualitativi, quindi non quantitativi. Solo una piccola parte sono quantitativi. Per raggiungere la certificazione, l'azienda deve raggiungere almeno come entry level il 60% di questi KPI, appunto dando il peso corretto. E poi vedremo come gestire questo aspetto. Questo dà una fotografia, quindi una misurazione. Questo concetto della misurazione è spesso legato ai temi della sostenibilità. Nel momento in cui veniamo valutati per le nostre performance e quindi abbiamo delle agevolazioni che sia nelle gare d'appalto, nella contribuzione o nella partecipazione, per esempio ai progetti del PNRR, il fatto di essere valutati significa che dobbiamo mettere in atto una serie di sistemi di misurazione, quindi per capire qual è il livello iniziale e in che direzione stiamo andando, possibilmente con dei parametri di riferimento. Quindi ci stiamo abituando come azienda al fatto di misurare su questi temi, così come sui temi ambientali. Introduce degli 2 elementi tra queste 6 aree. Spendo 2 parole su 2 temi che poi svilupperemo più nel dettaglio. Uno è l'aspetto di strategia e l'altro quello di conciliazione vita-lavoro. Allora, sulla conciliazione vita-lavoro vi ho già introdotto il fatto che è un tema veramente molto attenzionato dal personale. Quindi oggi nella scelta posto di lavoro, il fatto che ci sia permessa una buona conciliazione vita-lavoro diventa fondamentale, soprattutto per i giovani. Abbiamo sentito parlare di tendenze addirittura come il quiet quitting, quindi del fatto di lavorare al meno sforzo possibile o comunque facendo il minimo che viene richiesto, proprio perché cambiano anche le esigenze, soprattutto dei giovani, e anche l'esperienza della pandemia ha spinto in questa direzione sicuramente. Quindi l'aspetto work-life balance è un elemento importante. L'altro tema sul quale spendo ora una parola, ma che poi analizzeremo più nel dettaglio, è questa cosa della strategia. In un mercato, in una situazione economica, ma anche di vita e di mercato del lavoro particolare come quella che stiamo vivendo, l'aspetto di una visione strategica diventa fondamentale. E quindi questa norma, forse tra le prime, introduce uno strumento del piano strategico, che poi analizzeremo per capire che cosa significa, come dobbiamo impostarlo. Ma questo elemento di strategia è sicuramente un elemento innovativo rispetto ad altre norme con le quali siamo abituati a lavorare. Quindi, come vi ho detto, sono definiti questi KPI dalla norma, questi indicatori divisi nelle 6 aree, e questi indicatori, in parte qualitativi, in parte quantitativi, ci permettono di misurare il livello, le performance dell'azienda su questo tema. Quindi come siamo posizionati, cosa stiamo facendo sul tema della parità di genere.
e ci permette di innescare un processo di miglioramento attraverso proprio lo strumento del piano strategico. Quindi l'azienda misura qual è la sua posizione sul tema parità di genere, soprattutto le azioni che sta mettendo in campo e il cosa poi prevede di fare in un'ottica più di lungo periodo, perché come vedremo, soprattutto nei KPI quantitativi, non è semplice intervenire in tempi brevissimi. Banalmente il numero di per sé di donne in azienda o di donne in un CDA o di donne dirigenti non sono numeri che riusciamo a cambiare in tempi rapidissimi, sono legati alle caratteristiche dell'azienda. Per fare un esempio, una piccola azienda a conduzione familiare dove il CDA corrisponde con la proprietà, non è facile incidere sul fatto che i membri del CDA saranno uomini o saranno donne, quindi ci sono una serie di elementi che dobbiamo tenere in considerazione. Quindi fondamentalmente il fatto di aver incentrato una prassi di riferimento su un set di indicatori che ci permettano di misurare il cambiamento è un po' una novità rispetto alle norme a cui siamo abituati. L'altro elemento interessante di questa prassi è il fatto di essere tarabile rispetto a alcune caratteristiche dell'azienda. Una di queste caratteristiche è la dimensione. Quindi è applicabile, abbiamo detto, a tutti i tipi di aziende che vengono divisi in 4 cluster dimensionali: micro, piccola, media e grande. Chiaramente lo sforzo che possiamo pretendere, che ci possiamo aspettare da una micro azienda, quindi fino a 9 addetti, non è paragonabile allo sforzo che possa fare una grande azienda. Però è la prima volta che ci troviamo di fronte a una norma che prevede un'applicazione diversa, perché come vedremo per la micro, soprattutto per la micro e la piccola, che sono più simili, si applicano solo una piccola parte di indicatori, e per la media e la grande si applicano invece tutti gli indicatori. Quindi è una caratteristica specifica di questa prassi. Quindi primo aspetto di classificazione in base a cluster dimensionali. L'altro aspetto in base al quale cambiano gli indicatori di riferimento in alcuni KPI è l'aspetto del codice Ateco, quindi del tipo di azienda. Questo perché? Perché ovviamente se fotografiamo lo stato attuale delle aziende italiane divise per categorie in base ai codici Ateco, la presenza di donne è completamente diversa. Quindi il numero, vi faccio già vedere, queste è la classificazione in base ai codici Ateco, possiamo già capire, e poi nell'ultima parte del testo della PDR sono proprio indicati i numeri, i parametri di riferimento. Il numero di donne presenti nel settore commercio è completamente diverso da quello che possiamo trovare nel settore delle costruzioni. Quindi a seconda del codice Ateco la presenza delle donne varia tantissimo, andiamo da un 15-20 a un 49%, quindi i dati sono molto diversi. Non solo, la norma spinge anche a richiedere all'Istat i dati specifici per il proprio tipo di azienda, proprio perché vengono costantemente aggiornati. Quindi le aziende hanno un'applicazione e dei parametri diversi a seconda delle dimensioni e del mercato di riferimento, quindi del tipo di azienda in base al codice Ateco. Ok? Quindi vengono misurati questi indicatori e, come vi ho anticipato, l'entry level per ottenere la certificazione si attesta oggi al 60%. Quindi per ottenere la certificazione un'azienda deve ovviamente rispettare quegli aspetti di sistema come per gli altri sistemi, procedure, policy, come vedremo, e oltre agli aspetti di sistema raggiungere almeno il 60% di indicatori, quindi con un calcolo di cosa è stato raggiunto e cosa no. E vedremo in base a quale criterio. Iniziamo ad analizzare gli aspetti, per esempio questa è la prima area, cultura e strategia. Vi ho evidenziato in azzurro, è l'indicatore applicabile alle micro aziende. Quindi un'azienda che ha fino a 9 dipendenti applica solo il punto 1
dell'area cultura e strategia. Poi vedete che per ogni indicatore c'è scritto se si tratta di un indicatore qualitativo o quantitativo e c'è un punteggio di riferimento. Ecco, questo punteggio legato al raggiungimento del KPI funziona secondo una modalità on-off, quindi o il criterio, il punto è raggiunto e il KPI viene assegnato in forma, il punteggio in forma piena, o non è raggiunto e non viene assegnato. Non c'è possibilità di modularlo, quindi non possiamo dire abbiamo parzialmente applicato, non so, il punto 2, quindi ci assegniamo un punteggio intermedio. Non è possibile, così come non è possibile non applicare alcuni punti. La grande azienda o la media che ha tutti questi punti da rispettare, tutti questi indicatori da misurare, li deve analizzare tutti. Non esiste la modalità non applicabile. Quindi questa come premessa per poter analizzare i dati di questa tabella. Mi soffermerò in particolare sugli elementi un po' più caratteristici, ecco, che magari richiedono una spiegazione in più. C'è l'aspetto, per esempio, al punto 1, come vi dicevo, l'adozione di un piano strategico. La norma spiega esattamente cosa intende con piano strategico, spiega quali sono tutte le aree da analizzare e quindi che per ogni area dobbiamo definire punti di forza e punti di debolezza, i processi collegati, i KPI per misurare quel punto, il monitoraggio su quei KPI e possibilmente anche un budget assegnato. Che non significa non c'è un è tanto o è poco quel budget, ma c'è una logica in base alla quale si chiede all'azienda di definire cosa intende fare se dice che investirà su questo tema. Può essere semplicemente anche la pubblicazione della politica su un sito, la formazione, sono una serie di attività che, come sappiamo, hanno un costo anche in termini di ore spese da parte del personale aziendale, no? Quindi si chiede questo tipo di analisi. Al punto 2 vediamo il fatto di poter esprimere anche in forma anonima segnalazioni sul tema della parità di genere. Ovviamente è una norma integrabile con altri sistemi, molte aziende hanno già adottato o certificazione S8000 che prevedono la raccolta delle segnalazioni o sistemi di whistleblowing attraverso il quale è possibile fare segnalazioni anche anonime. L'indicazione non è certo quella di replicare n volte gli stessi strumenti, quindi mettiamo a fattor comune questi elementi e utilizziamo il più possibile i sistemi che abbiamo, rendendolo applicabile anche a questo tema. Quindi, come vedete, tutti questi indicatori sono tutti qualitativi, quindi definire il piano strategico, mettere in atto una comunicazione interna e di sensibilizzazione, definire delle politiche. C'è un punto interessante al punto 4, presenza di politiche che garantiscano che i generi siano equamente rappresentati tra i relatori dei panel di tavole rotonde, eventi e convegni. Quante volte ci capita di partecipare a convegni e i relatori seduti al tavolo ci sono solo, per esempio, uomini? È chiaro che in un'azienda evoluta, come in una comunità evoluta, la logica è quella del parla chi ha le competenze, quindi questo è l'obiettivo. È chiaro che in questo momento la forzatura è quella di dire, poniamoci almeno la domanda, se abbiamo dato la possibilità delle donne con le stesse competenze di intervenire e di partecipare. Quindi ci si aspetta la definizione di una politica. Il fatto che ci siano interventi di formazione anche sull'aspetto degli unconscious bias, quindi dei pregiudizi e degli stereotipi. Un'analisi della percezione da parte del personale e individuare comunicazioni anche all'esterno, quindi cosa l'azienda ha fatto in termini di comunicazione anche all'esterno con i suoi stakeholder su questo tema. È chiaro che è già evidente che il fatto di dover raggiungere il 60% significa che non necessariamente dobbiamo partire con l'aver smarcato tutti questi indicatori. Ci sono aspetti che l'azienda decide nel piano strategico di gestire nel tempo. Il secondo aspetto è quello di governance e qua la norma ci chiede di creare quello che viene chiamato comitato guida
che prevede la partecipazione di un vertice aziendale, si parla di amministratore delegato, presidente, esponente della proprietà, va ovviamente poi calato nella specifica realtà. Quindi sia costituito da questo elemento di vertice e da un responsabile delle risorse umane. I compiti di questo comitato guida sono quelli di gestire tutto l'aspetto che riguarda appunto la parità di genere. Oltre, come vedremo, essere individuato anche spesso come referente per le molestie, altro tema su cui spenderemo 2 parole in più perché è un elemento richiesto dalla norma. L'aspetto, come vi dicevo, del budget, quindi si chiede che l'azienda formalizzi la definizione di un budget base alle proprie possibilità, ai propri piani di sviluppo, quindi non è richiesto quanto, è richiesto il fatto di soffermarsi ad analizzare questo aspetto. Un elemento che non troviamo quasi mai, devo dire, ancora nelle aziende, ma neanche in molte multinazionali, è il fatto che ci siano degli obiettivi segnati ai vertici aziendali su temi legati alla parità di genere, in base ai quali poi il management viene valutato. Quindi anche questa è una cosa che generalmente viene pianificata per gli anni successivi. Veniamo a un indicatore quantitativo: presenza di esponenti del sesso meno rappresentato nell'organo amministrativo e di controllo. Quindi qua dobbiamo andare a misurare quante donne, contare quante donne ci sono in CDA e ci dobbiamo attestare, vedete che qua c'è scritto anche sotto modalità di misurazione, c'è un'indicazione quando lo consideriamo raggiunto, quando ci attestiamo intorno a un terzo, quindi un terzo di donne presenti nell'organo di controllo. Processi, risorse umane, terza area. Anche qua si chiede di definire una procedura o integrare ovviamente una procedura relativa alle risorse umane, andando a descrivere tutte quelle attività che vanno dal recruitment fino alla gestione della carriera, il contratto, eccetera, con per esempio annunci di lavoro e mansioni descritte in modo neutro, con linguaggio neutro, quindi non segretaria e impiegato, ma per esempio persona addetta a. In questo modo la descrizione della mansione è neutra. Un'analisi del turnover, perché come sappiamo con la pandemia sono uscite molte più donne dal mercato del lavoro e quindi andare a analizzare il proprio turnover diviso per genere ci aiuta a capire se ci sono degli elementi di criticità da gestire. La definizione di politiche anche relative alla formazione, anche sui temi di leadership, aperta sia a uomini che a donne, politiche, anche qua la norma dice politiche, ma ovviamente si intende anche procedure sulla mobilità interna e su come funziona la crescita all'interno dell'azienda, meccanismi di protezione del posto di lavoro nel post maternità e dopo vedremo c'è una sezione dedicata alla genitorialità. Presenta, e questo andiamo a toccare su questo punto 6, l'aspetto di sicurezza sul lavoro. Si chiede che l'azienda integri il proprio DVR valutando l'aspetto di molestie e mobbing. Quindi deve essere fatta una vera e propria valutazione che tiene in considerazione molti elementi. Vi faccio solo degli esempi, anche proprio l'ambiente fisico in cui le persone lavorano, il fatto che se ci sono uomini e donne che devono usare spogliatoi, e vi assicuro che non è scontato per niente, siano separati, creare degli ambienti rispettosi. Se fanno i turni di notte, analizzare se il parcheggio è al buio o è illuminato. È difficile tracciare delle linee generali, ma sempre ovviamente, come tutte le valutazioni dei rischi, analizzata nel caso concreto. Esiste una linea guida dell'INAIL anche sulla gestione di questo aspetto delle molestie. Crescita delle donne in azienda. Qua iniziano i veri e propri indicatori quantitativi. A seconda delle dimensioni si applicano per esempio il punto 1, il punto 2, il punto 3 e il punto 4. I primi due sono in ogni caso dedicati a misurare il numero di donne, la percentuale di donne in azienda. Quando si considera raggiunto questo KPI, la norma ci dice quando fa almeno un più 10% rispetto al valore dell'area del settore di riferimento. E questi sono i codici Ateco che vi dicevo prima.
Quindi sulla norma sono riportati a seconda dei codici Ateco dei parametri iniziali di riferimento. Ci aspettiamo che l'azienda per ottenere il KPI faccia un più 10% rispetto a quel valore minimo indicato. Stessa cosa per le donne dirigenti. La logica del KPI raggiunto o non raggiunto, e qua vi spiego il come si fa a ragionare sul non esiste il non applicabile. Se in un'azienda non ci sono dirigenti, la norma mi dice qua, registra la differenza. Se non ci sono né dirigenti uomini né dirigenti donne, la differenza è zero, non c'è nessuna differenza di trattamento e quindi il KPI lo consideriamo raggiunto. Ok? Faccio una premessa fondamentale, la norma, la prassi è stata pubblicata nel 2022, sono tantissime le aziende che hanno iniziato o già anche raggiunto la certificazione, ma ovviamente ci sono ancora tantissime interpretazioni, c'è ancora spazio, basta vedere le FAQ di Accredia che chiariscono man mano alcuni punti, quindi qua l'esperienza fa riuscire a vedere le situazioni più diverse, fa cambiare poi man mano anche le valutazioni, è quello che fa un po' la differenza. Quindi, oltre alle donne dirigenti, le donne responsabili di unità organizzative e quante sono le donne nella prima linea di riporto al vertice. Altro elemento quantitativo, la percentuale di donne con delega su un budget, quindi quante hanno un potere di spesa. Ripeto, il tutto va sempre calato nella specifica realtà aziendale. Cosa intendiamo con delega al budget? Dobbiamo andare a vedere nel caso specifico, magari di un'azienda piccola, poco strutturata, cosa intendiamo con budget e con potere di spesa, ok? Aspetto di equità retributiva per genere. La differenza retributiva. La cosa interessante è che come punto di partenza, visto che, come abbiamo anticipato, ci sono aree in cui, soprattutto a livello manageriale, tocchiamo punte del 20% di differenza, al momento il KPI lo riteniamo raggiunto se la differenza è inferiore al 10% tra retribuzione uomo-donna. Cosa significa? Come andiamo a misurare questa retribuzione? Qua è importante capire di analizzare non solo la retribuzione base, ma andare a vederla individuando la qualifica, il livello e la mansione divisa per genere. Le promozioni, quindi quante donne promosse rispetto a quanti uomini, e una valutazione sulla retribuzione variabile, quindi qual è la percentuale di donne e di uomini che hanno una retribuzione variabile. Ultimo punto è quello della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Questi sono in parte qualitativi, in parte quantitativi, quindi ci aspettiamo che l'azienda metta in atto delle politiche e delle procedure a garanzia e addirittura al punto 2, al punto 3, scusate, la norma parla di valorizzazione delle competenze che si sviluppano con l'esperienza della genitorialità o della cura. Quindi ci aspettiamo qua che le aziende facciano un qualcosa di più rispetto e anche specificato oltre il contratto nazionale, quindi da strumenti di part-time, flessibilità, smart working quando è possibile, ovviamente, ripeto, va tutto calato nella specifica realtà aziendale. E in termini quantitativi, la misurazione dei congedi di paternità, sia in termini di quante persone li usano che di quanti giorni. La paternità obbligatoria oggi è di 10 giorni, ci sono aziende che proprio per andare oltre il CCNL prevedono più giorni, per esempio, quanti ne hanno usufruiti. Su questa interpretazione Accredia dice di spingersi in realtà oltre congedi di paternità, ma sull'analisi anche dei congedi parentali, che sono invece quelli che possono prendere sia la madre che il padre fino ai 12 anni del bambino. Quindi questa è la grossa spinta culturale. E adesso volevo aprire una parentesi anche per mostrarvi un aspetto su questi temi. In termini, qua vi faccio una panoramica veloce perché di fatto i punti della norma sono piuttosto dettagliati, in termini documentali la norma chiede appunto di definire politiche,
il piano strategico, che deve toccare questi temi: il recruitment, la carriera, l'equità salariale, genitoriale e cura, work-life balance e la prevenzione delle molestie. Quindi analizzare i KPI, predisporre un piano di comunicazione verso gli stakeholder, quindi definire ovviamente la documentazione del sistema sulla base dei requisiti che abbiamo visto. Okay? Ripeto, il sistema documentale è integrabile con gli altri sistemi e non è particolarmente complesso. Spendo due parole prima di lasciare poi ripassare la parola, lasciare lo spazio alle domande, su questo aspetto del punto conciliazione e genitorialità e cura, perché spesso le aziende poi chiedono: ma cosa significa valorizzare l'esperienza della genitorialità o della cura? Se le aziende vivono questo momento generalmente come un momento di crisi, l'invito è quello di valutare queste esperienze come delle esperienze che in realtà permettono alle persone di sviluppare delle skills, delle capacità diverse, che possono essere utili anche sul posto di lavoro. Ora io vi faccio l'esempio della maternità, perché questi esempi sono più semplici, ma ripeto, quello che dico per la maternità vale per la paternità e vale anche per chi fa esperienze di cura verso altre persone. Per esempio, cosa si impara da queste esperienze? Intanto che le situazioni cambiano con una velocità incredibile e quindi ci dobbiamo adattare al cambiamento, dobbiamo imparare a leggere un linguaggio non verbale, siamo al linguaggio del neonato o al linguaggio anche della persona inferma, che magari ha difficoltà di espressione. Dobbiamo imparare a non avere sempre tutto sotto controllo. Il genitore impara a far crescere un'altra persona per renderla autonoma. Non è la capacità che deve avere un leader questa. Quindi ci sono degli elementi che impariamo. Pensiamo solo a gestire un capriccio, perché non ci capita sul lavoro di gestire capricci. Quindi ci sono una serie, il fatto di aumentare l'empatia. Queste esperienze verso gli altri aumentano queste capacità. La capacità di delega, la capacità di ascolto attivo. Sono degli elementi che possiamo trasferire anche poi nel mondo del lavoro, quindi portarceli dall'esperienza familiare al nostro ambiente di lavoro. E sono tutte competenze che oggi le aziende premiano nella gestione del gruppo, nella leadership. Quindi sono elementi che, se analizzati, possono essere interessanti. Sfattiamo alcuni, qua ci sono alcuni flash sui fake, e sintetizzano un po' quello che dicevo prima sul fatto che questa cosa non è solo relativa alle madri, ma hanno le stesse capacità e si sviluppano le stesse skills anche nell'esperienza da padre e anche di chi appunto svolge delle attività di cura attiva verso altre persone. Chiudo con un flash sugli unconscious bias, i pregiudizi inconsapevoli che la norma cita. Il nostro cervello è bombardato da una quantità enorme di informazioni, ma riesce a gestirne solo una piccola parte. Quindi cosa fa il nostro cervello? Per sopravvivere mette in atto degli automatismi. Quindi tendiamo a fare le stesse cose e a avere dei pregiudizi, proprio per agevolare il modo di vivere. E questo appunto ci permette di sopravvivere. Questi pregiudizi però a volte ci impediscono di fare delle scelte diverse da quelle che siamo abituati a fare. Quindi il primo elemento è quello di essere consapevoli del fatto che ognuno di noi ha dei pregiudizi e che ogni tanto ci può essere utile interrompere questi pregiudizi e tentare di fare un'analisi diversa. Perché uno dei pregiudizi che abbiamo, per esempio, uno dei più diffusi, è il fatto di credere che sia più facile lavorare con persone più simili a noi e che questo quindi ci agevoli nel modo di lavorare. In realtà ci impedisce di fare delle esperienze nuove, continueremo a gestire gli stessi problemi nello stesso modo. Ci precludiamo la possibilità di analizzarli e di gestirli in modo diverso. Quindi i pregiudizi, come avete visto, sono un elemento della norma e sono un aspetto anche qua che innesca una crescita culturale. Concludo con questa immagine della pubblicità di Amazon sui depositi di smistamento in India, dove lavorano tantissime donne, quindi qua le vedete sullo scooter sorridenti che vanno a lavorare.
Cosa ci dice questo spot? Uno, che l'aspetto della donna nel mondo del lavoro è legato anche a un'autonomia economica e a una partecipazione nella società. E ci dice anche che se Amazon lo mette come elemento nella pubblicità, vuol dire che è un elemento attenzionato, che il mercato presta attenzione a questo tema. Grazie, io ripasso la parola all'ingegner Maritan. Bene, ringraziamo la dottoressa Vannucci, che è stata estremamente chiara e, come mi immaginavo, avendo a disposizione un po' più di tempo del solito, è riuscita a entrare, come accennavo, nei dettagli anche di questa tematica, in particolare poi della prassi di riferimento del MIPDR, sulla quale ci sono effettivamente delle domande, quindi avendo ancora qualche minuto, come di consueto, io selezionerei quelle di carattere più generale, quindi che possono interessare la maggior parte delle persone che ci stanno seguendo, e prometto che alle altre daremo risposta nei prossimi giorni. C'è una domanda che riguarda il come come associare sostanzialmente l'azienda in base al codice Ateco a quei criteri che dovrà rispettare. Quindi probabilmente si diceva prima, in base al codice Ateco l'azienda deve rispettare uno o più criteri, ma dov'è che c'è questa correlazione? Nella prassi di riferimento o da qualche altra parte? Allora, nella prassi, nei KPI che abbiamo analizzato, nella colonna dedicata alla descrizione di quando consideriamo raggiunto il KPI, viene scritto proprio nella prassi, il KPI si intende raggiunto quando l'azienda ottiene un più 10%, per esempio, rispetto al settore di riferimento. E il settore di riferimento lo troviamo, in base al codice Ateco, nelle ultime pagine della norma, dove c'è settore, commercio, 49% di donne. Significa che tendendo al 50%, ovviamente non è che dobbiamo tendere a avere il 100% di donne nelle aziende in cui ce ne sono molte, quindi ovviamente la logica è quella del 50%, ma se abbiamo un 25% del mercato di riferimento, per ottenere quei KPI, l'azienda di quel settore deve averne il 25 più 10. Chiaro. Quindi è tutto scritto nella prassi di riferimento. Assolutamente. Che ricordo, tra l'altro, è scaricabile direttamente dal sito dell'UNI, non essendo una norma, quindi è liberamente scaricabile e consultabile. E ci sono anche delle domande curiose che dicono: ma se io in realtà ho molte più donne di uomini, cosa faccio? Le licenzio per arrivare al 50%? Immagino naturalmente che la risposta sia no, cioè l'obiettivo sia quello di raggiungere una parità naturalmente tra uomo e donna, eliminando la differenza, ma laddove evidentemente i KPI sono, possiamo dire, a favore delle donne, evidentemente non c'è nulla da fare. Ci sono dei settori, così come in alcuni settori, costruzioni, IT, i numeri sono difficili da aumentare, ma perché non si presenta, non ci sono curricula di donne che si presentano per quelle posizioni, non ci sono abbastanza donne specializzate su quei temi. Quindi è chiaro che modificare i KPI quantitativi in alcuni casi è veramente la sfida, quindi il fatto di valorizzare le competenze STEM, in chi studia, eccetera. È chiaro che ci sono settori dove abbiamo anche nel settore retail, per esempio moda, negozi, arriviamo, l'Istat indica un 70% di donne, non è che l'obiettivo deve essere di aumentare ancora e di arrivare a un 100%, ma quando è possibile tendere a un bilanciamento. Se le donne sono di più, fa parte delle caratteristiche di quel settore. Certo. Sì, il concetto è di annullare le differenze, naturalmente laddove ci sono. Ma soprattutto annullare più che le differenze in termini di numeri. Quello che la norma chiede è di eliminare i blocchi. Esatto. Eliminare eventuali blocchi. Certo. Sì, quindi non è che dobbiamo raggiungere il 50% dappertutto, no? Assolutamente non è questo il senso, ma è quello di eliminare quei blocchi che non consentono di dare le medesime opportunità alle donne rispetto agli uomini. Diciamo in termini generali è questo il senso della norma. A te infatti che poi qualcuno anche si chiede, ma di nuovo, se io ho
un CDA, un'assemblea di soci a prevalenza maschile, cosa faccio? Li caccio via? Beh, non credo, non penso che sia questo l'obiettivo da raggiungere naturalmente. Sì, poi come accennavo ci sono altre domande, ma sono molto, molto specifiche, quindi mi riservo, alcune anche piuttosto lunghe, quindi mi riservo anzi ci riserviamo di leggerle con calma perché diventa anche difficile dare una risposta velocemente in questo momento. Qualcuno chiede se questa prassi di riferimento è integrabile con altri sistemi di gestione, in particolare viene in mente il sistema di gestione qualità. Immagino che nulla vieti, anzi probabilmente alcuni elementi possono essere facilmente integrati. Esatto, ha comunque dei principi di sistema, quindi se ci sono già delle procedure e delle policy possiamo andare a integrare le procedure, le policy che abbiamo come strumenti, certo, sia con sistemi qualità che con altri sistemi. Quindi, come al solito, anziché creare sistemi paralleli e disgiunti, meglio integrare quello già esistente con ulteriori elementi relativi appunto al nuovo sistema. Ecco, questo è assolutamente il consiglio che ci sentiamo di dire anche in questo caso. E poi anche qui domande relativamente ai vantaggi, eventuali vantaggi su bandi che può portare la certificazione della parità di genere. Mi pare che qualcosa abbiamo già detto, penso che lo possiamo confermare, poi è chiaro che va valutato anche il singolo bando caso per caso, ma in generale dà un punteggio maggiore, è corretto? Cominciano a esserci bandi che prevedono dei punteggi assegnati, così come finora abbiamo visto fare per la certificazione ambientale o per la qualità o per i sistemi di sicurezza, sono premianti per le aziende che hanno la certificazione parità di genere. E siccome iniziano a certificarsi anche delle municipalizzate, per esempio, ovviamente nei loro bandi è ancora più facile trovare dei punteggi premianti per questo tipo di certificazione. Benissimo. Ok, allora c'è più di qualcuno che chiede se saranno disponibili le slide, la risposta naturalmente è sì, come al solito successivamente riceverete il materiale che avete visto, proiettato e commentato per la dottoressa Vannucci. Vi ricordo anche che per chi volesse seguire nuovamente il seminario o ripassare alcune parti sarà disponibile sulla piattaforma e-learning e quindi nei prossimi giorni potrete anche eventualmente rivederlo. Io a questo punto concluderei, visto che il tempo è effettivamente scaduto. Ringrazio la dottoressa Vannucci, ringrazio i partecipanti che ci hanno seguito e devo dire, guardando appunto le molte domande che sono pervenute, come ho detto all'inizio, questo è un tema che evidentemente sta interessando molte aziende e vi rimando ai prossimi seminari qui di giugno in cui torneremo sul tema della sicurezza sul lavoro, appunto andando a analizzare, commentare e approfondire tutte le modifiche apportate al decreto 81 con il decreto legge uscito ai primi di maggio. Un saluto da Vega Formazione e al prossimo seminario. Grazie a tutti.